possibile che venga promossa una class action contro il comune? È possibile, ci stiamo arrivando. Saranno i nostri prossimi passi, visto che l'amministrazione non ci ascolta, visto che gli assessori non ci ascoltano, visto che le forze dell'ordine non rispondono, si passano la palla tra una forza dell'ordine e l'altra. Il comitato Danni da Movida è pronto a varcare il Rubicone e a dire le vie legali contro una vita notturna sempre più invadente a livello di decibel, ma ultimamente anche protagonista di fatti di violenza e di spaccio. Già al momento della fondazione il comitato aveva paventato l'ipotesi che se al rispetto del riposo reclamato dai residenti non ci si fosse arrivati attraverso atti amministrativi del comune, la strada per tutelare le proprie richieste sarebbe stata necessariamente quella del tribunale. Il prossimo passo imminente è di costituirsi un'associazione per dare più valore al nostro impegno, al nostro numero e di conseguenza intraprendere la class action. Abbiamo già sentito 2 avvocati, probabilmente ne sentiremo anche un terzo, ma siamo quasi sicuri di recarci da uno di questi avvocati. Oltre che un albergo diffuso con una capacità ricettiva di 5.000 posti letto a chilometro quadrato, una densità che ha oramai superato la popolazione residente, Venezia è anche un locale diffuso, con 1.500 tra bar e ristoranti, spesso muniti di plateatici che si espandono per ogni angolo disponibile. Ma chi è riuscito a rimanere a vivere a Venezia è lo zoccolo duro che non intende recedere. Ci sono precedenti in questo senso, vale a dire di gruppi di cittadini che hanno promosso una class action contro un'amministrazione comunale per questo motivo? A Brescia, assolutamente, che è quello che sembra che sia un po' più ricordato, e poi stanno uscendo in varie altre città, ho letto Torino, Padova, Bologna.